di Le Ciaccole, rubrica di chiacchiere, curiosità e varie amenità del nostro periodico La Città in collaborazione con GL Radio di Luca Gigante. Oggi abbiamo con noi Mirka Dorigo. Ciao Mirka. Ciao, buongiorno. Lei è una naturopata, floriterapeuta, operatrice in biorisonanza, fototerapia e cromoterapia. Con un approccio olistico aiuta a sostenere e migliorare il benessere psicofisico delle persone. Molto presto inizierà a collaborare con la nostra testata con una rubrica tutta dedicata al benessere. Però raccontami un po' tu, in prima persona, presentati, dimmi che cosa fai. Mi presento, mi chiamo Mirka Dorigo, sono naturopata, prima di tutto per esigenza personale, per aiutarmi a utilizzare per stare bene delle sostanze naturali. E poi per passione di tutto questo mondo tradizionale, autentico delle piante curative, e infine per poter fare del bene al prossimo con i consigli e le indicazioni che gli posso dare per poterlo fare stare bene, per fargli prendere consapevolezza, ad esempio dello stile di vita che tiene, oppure dei problemi emotivi che lo fanno stare male. Quindi il fatto che una persona prenda coscienza di questo è già un primo aiuto, anche perché la guarigione è un tema molto complesso. Io sono solo un tramite, quindi posso indicare, consigliare, poi è la persona che fa, prende coscienza della sua situazione, della sua malattia e si guarisce e si parla di autoguarigione. Ecco. So che hai fondato anche un centro aureo di naturopatia, dimmi un po' di cosa si tratta. Sì, negli anni io ho collaborato con erboristi e medici e con i quali collaboro tuttora, e ho fondato appunto questo centro aureo a Campagna di Maniago, che si può trovare al sito internet www.centroaureo.it e lì mi occupo di portare benessere a 360 gradi con varie tecniche e quindi in maniera olistica, che significa mettere insieme il tutto, le varie componenti, le varie parti, perché quando si mette qualcosa insieme si crea una plusvalenza rispetto che separare o trattare a settore una singola parte, anche per te, perché l'essere umano non è fatto di una singola parte, di un singolo aspetto, ma è un insieme di più cellule, di più organi, è l'insieme di più reazioni biochimiche che collaborano insieme per mantenere l'omeostasi. È l'insieme di emozioni che lo fanno stare in equilibrio e quindi in fase, in salute, piuttosto che in squilibrio, sfasato e quindi nella malattia. E non è pensabile in naturopatia guardare ad un solo aspetto, ad una sola parte per aiutare una persona, ma bisogna guardare in maniera globale, offrendo un intervento integrato che comprenda aspetti fisici, aspetti emotivi, aspetti mentali, aspetti anche spirituali. Quindi è necessario guidare la persona in un percorso naturale con l'obiettivo di educarla ad uno stile di vita che permetta di mantenere a lungo lo stato di benessere e quindi fare prevenzione prima che il corpo segnali gli squilibri. Questo è quello che faccio, ecco. No, spero di averti risposto. Assolutamente. E cosa ti ha spinta a collaborare con la città e con la rubrica del benessere? Allora, cosa mi ha spinto a collaborare con la città e alla nuova rubrica del benessere è il fatto che mi permetterà di svolgere il mio lavoro di naturopata, facendo quindi conoscere, consigliare, facendo prevenzione attraverso le cose che scriverò, perché potrò esplorare argomenti pertinenti al mantenimento della salute in maniera naturale, argomenti riguardanti la prevenzione primaria, offrendo consigli utili, pratici e anche approfondimenti su varie tematiche per condurre una vita più sana, felice, soddisfacente, nel pieno rispetto del nostro corpo, e quindi sarà una guida pratica e accessibile a coloro che desiderano migliorare lo stile di vita, raggiungere un equilibrio totale per vivere meglio, ecco.
Dimmi, qual è un fattore importante secondo te per il benessere psicofisico degli individui? Allora, un fattore importante per stare bene è un buon riposo notturno, perché è una cosa che diamo per scontato e sottovalutiamo fino a che non lo perdiamo. Sembra una cosa più naturale del mondo, ci si sdraia, si chiude gli occhi e ci si abbandona e si dorme. E invece per molte persone il riposo notturno è diventato un campo di battaglia, fatto di pensieri ricorrenti, circolari, che non si spengono, risvegli notturni nel cuore della notte, crampi, occhi sbarrati al buio, aspettando che arrivi il sonno e il sonno non arriva. E allora via a cercare il rimedio miracoloso per dormire, il magnesio, la tisana alla camomilla, la melissa o la melatonina, la lettura di un libro, perché il sonno è un processo biologico sacro e profondo, cioè non è solo un riposo, è una rigenerazione attiva per tutto il corpo. Cioè durante il sonno il cervello si ripulisce e si resetta e grazie al sistema glinfatico, con la G, che è una sorta di pulizia del cervello, e che attraverso le cellule gliali, che sono spazzine del nostro sistema nervoso, si mettono a lavoro per smaltire le nostre tossine, le infiammazioni, i detriti metabolici accumulati durante la giornata. Durante il sonno, cioè, si riparano anche le sinapsi. Dormire male quindi non significa solo sentirsi stanchi, ma anche pensare peggio, ricordare di meno, avere scarsa concentrazione, essere irritati e invecchiare anche prima. Dormire male aumenta l'attività infiammatoria cronica, quindi per ridotta attivazione del nervo vago, che si attiva soprattutto nelle ore notturne ed è un antinfiammatorio cerebrale, quindi con tutto ciò che ne consegue poi anche a livello di problematiche infiammatorie croniche e tutte le malattie che ne derivano, ecco, dall'infiammazione cronica. Purtroppo. Secondo te, quali sono le principali cause di insonnia? Allora, le principali cause di insonnia cronica sono varie. Si va dall'instabilità glicemica, per chi si sveglia alle 2 alle 3 di notte e quindi si è mangiato zuccheri semplici o pasti sbilanciati e la glicemia prima sale e poi quando crolla il corpo rilascia cortisolo per salvarci appunto dal calo e si sveglia in allerta e quindi noi ci svegliamo appunto vigili e attivi, no? Quindi è meglio preferire una cena a base di proteine, grassi sani, carboidrati a basso indice glicemico. Poi un'altra causa di insonnia cronica è l'eccessivo uso di cibi istaminici la sera, attivano l'istamina, che anche questa è infiammatoria, e comunque ci attiva. Alcuni cibi istaminici sono il cioccolato, il pomodoro, le carni grasse, i salumi, i formaggi, i crostacei. Altra causa di insonnia cronica sono le carenze nutrizionali, perché se si mangia male si hanno problemi di stomaco e quindi è possibile avere carenza di magnesio o vitamina B6 che non fanno produrre serotonina, melatonina e GABA, che sono neurotrasmettitori che ci permettono di dormire bene. E altra causa di insonnia cronica sono i problemi intestinali che attivano l'asse intestino-cervello e quindi le disbiosi, le infiammazioni croniche intestinali, le permeabilità intestinali o le intolleranze silenti al glutine, alla caseina, ai FODMAPs, che sono alimenti che fermentano e causano disturbi gastrointestinali. Tutte queste sono cause di cattiva produzione da parte del corpo di neurotrasmettitori del rilassamento, quindi di melatonina, che la maggior parte, al 90%, viene prodotta nell'intestino e non nella ghiandola pineale. Ecco, questo. Ok, e cosa ci consigli per dormire meglio? Cosa possiamo fare? Consiglialo a tutti i nostri spettatori.
Allora, per poter dormire meglio è importante avere uno schema di base, quindi evitare schermi luminosi come il telefono, il tablet, il PC, almeno un'ora prima di dormire, mantenere una stanza buia senza luci, creare un rituale di lettura, di meditazione, andare a letto alla stessa ora, quindi con regolarità, ed evitare pasti pesanti, quindi anche alcol alla sera. E quali sono gli integratori più utilizzati per dormire meglio, per aiutare il sonno, insomma? Allora, gli integratori più utilizzati possiamo dire che sono il magnesio, in primis è il calmante minerale per eccellenza, nella miglior forma bisglicinata con ottimo assorbimento e alta tollerabilità. Ancor meglio se è associato alla vitamina B6 e in sinergia promuovono il rilassamento mentale e favoriscono l'induzione del sonno. Se l'insonnia è data dallo stress, gli integratori consigliati per modulare lo stress e regolare l'asse HPA ipotalamo-ipofisi surrene e normalizzare il cortisolo, quindi un aiuto a staccare la spina, sono ad esempio l'ashwagandha, la magnolia, la rhodiola, la teanina. Mentre delle piante officinali che vanno ad attivare il sistema parasimpatico, quello del rilassamento, sono la passiflora, la valeriana, la melissa, la lavanda e l'escolzia, e spesso vengono utilizzate insieme in sinergia, e non per ultima, comunque per importanza, viene utilizzata anche la melatonina, che è un ormone che favorisce il sonno. Ecco. Hai parlato di luci che creano insonnia, puoi dirci qualcosa di più a riguardo? Certo, allora la luce è molto importante, in quanto stare davanti a uno schermo del cellulare o al PC prima di dormire o avere una casa piena di luce bianca a LED moderna, ricca di blu, è deleteria per l'uomo. Ci sono moltissimi studi che correlano l'uso di luce artificiale LED ricca di blu all'insonnia, all'ansia, alla depressione e anche a altre malattie molto più gravi. La luce è il motore principale della salute del cervello e regola i neurotrasmettitori, influenza direttamente anche la produzione di serotonina, di dopamina, di metionina pineale, che serve per un buon sonno e un buon ritmo circadiano. Nello specifico, la luce rossa è bloccante dello spettro di luce blu, deleteria per l'uomo, rigenera i neuroni, favorisce i neurotrasmettitori benefici, è da usare alla sera per far calare i livelli di cortisolo e per permettere alla pineale di produrre la melatonina, così da avere un buon riposo notturno e dormire bene. Quindi sia la luce rossa e infrarossa per la salute cerebrale e contro l'insonnia. La luce rossa e infrarossa, tra l'altro, hanno molti effetti positivi. Ci sono tanti studi sul miglior smaltimento delle tossine da parte della luce rossa e infrarossa, oppure il miglioramento del microcircolo e del drenaggio, il rinforzo del sistema immunitario, un miglior supporto di ossigeno ai tessuti, un aumento della nutrizione cellulare, l'attivazione del metabolismo, l'effetto rigenerante anti-aging sulla pelle e anche un miglioramento della cellulite, questo in via estetica. Comunque, per quanto riguarda il discorso luce, ne parleremo più nello specifico negli articoli della rubrica del benessere che scriverò. Grazie a voi. Perfetto, allora grazie intanto per la tua presenza qui oggi, ci hai dato moltissime informazioni utili e spero che in molti leggeranno la tua rubrica, che secondo me sarà interessantissima. Grazie. Il tempo a disposizione è finito e quindi vi saluto ringraziando Antonio Mazzucchin che ci ospita sempre nel suo locale Le Ciaccole. Facciamo un brindisi.